Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Quattro passi, il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. È la ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione, ovviamente, di che cosa c'è all'interno del santuario.
Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa, diciamo, sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions Vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Tempo reale, mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne. Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la pala dell'altare maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi. Tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto.
Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da Via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro,
San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi dei pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta, e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta, è dedicata a Sant'Elena. In realtà, tra le chiese di Roma, questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto, perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno, in tutte le ore del giorno, salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica, ed è uno sforzo, ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita, e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle, e per questo il padre, pagano, la fa seguire. Scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà, e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta, che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici. Poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo 500. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali, ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a
gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, ai loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite in friulano è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana, e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Volcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana.
Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione e della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della Passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta.
che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col Bambino in trono, l'immagine di Santa Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Santa Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Santa Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Santa Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Santa Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del Quattrocento ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Santa Augusta grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Santa Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col Bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della Passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore.
Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro.
Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto completato da pietre calcaree lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità.